per me si va nell'eterno dolore. Ma quel giorno per vendicarsi dei suoi nemici si inebrierà del loro sangue. Non fate giustizia voi stessi, lasciate fare alla sua vendetta. Fai mangiare il tuo nemico e ammasserai carboni ardenti sul suo capo. Ogni volta che la loro pelle sarà consumata, gliene daremo un'altra, così assaggeranno i tormenti. Non si tratta del lancio della quinta serie di Gomorra, ma è come descrivono Dio ebrei, cristiani e musulmani. Un fine torturatore desideroso di vendetta, che mantiene in vita la vittima per farla soffrire di più, per sempre. Pure quando finirà il mondo. Eh sì, dice San Tommaso. Le pene eterne degli empi non saranno inutili. L'Onnipotente non viene mai placato dal castigo dei cattivi e gli eterni ne godranno sapendo di esserne sfuggiti. Hanno fatto i ricchioni e si becchino il fuoco. Che poi il diavolo dovrebbe trattarli bene i peccatori, visto che sono suoi fan. Pure Gesù peace and love, che perdona 490 volte, non è leggero. Se la tua mano ti scandalizza, tagliala. Meglio entrare senza mano in paradiso che intero all'inferno. A parte del pagano Muzio Scevolo, non ho mai saputo di un cristiano che si è tagliato la mano. O non fanno peccati, o non credono a Gesù, o non credono all'inferno. Ma giustamente, se non si crede alle pene eterne dell'inferno, come si fa ad andare appresso a certi cardinali? E chi si terrebbe una moglie o un marito scassacazzi senza il desiderio di sterminarlo come fa Dio? Nulla salus extra ecclesiam, cercate su Google. Stai con noi, che ti mettiamo e rimettiamo i tuoi peccati. Perché Gesù lava più bianco. Anche se oggi si mantiene un profilo più basso e a indicare ancora chi si salva o no sono rimasti solo quelli dell'ISIS e i cattoscemi. Eppure le tante raffigurazioni dei giudizi universali ricordano cosa ci aspetta se non stiamo nel club dei salvi. Squartamenti, fiamme, serpenti che ti mordono la capocchia. 2000 anni di marketing della paura. Qualcuno però ad un certo punto pensò che la pena eterna fosse decisamente eccessiva, non riabilitativa e senza Cassazione. E dato che in paradiso ci vanno in pochi, verso il 1200 si scoprì il purgatorio. E il marketing da allora diede maggiori risultati. Hai voglia di condoni e sanatorie, specialmente se sei un nobile e mi dai dei fondi per le opere pie. Invece da un po' di tempo non ci sta più il limbo. Ci stavano dentro tutte le anime dei buoni non battezzati della terra. Secondo me c'è stato un assembramento celeste così grande che se ne è scarupato. I teologi intanto ancora si accapigliano. Il catechismo della Chiesa Cattolica sostiene l'eternità dell'inferno e dei supplizi. L'inferno esiste, ma è vuoto per l'infinita misericordia di Dio. Le anime cattive spariranno, così Dio sarà tutto in tutti. I rimasti. Diciamoci la verità, un salvatutti finale manco sarebbe bello, non sarebbe salvata la nostra libertà. Dio, se esiste ed è giusto, ti fa stare dove vuoi, creando un posto dove c'è tempo per recuperare, per cambiare. E magari continuare a sbagliare ancora nel suo infinito amore. Già in questa vita scegliamo di vivere il paradiso o l'inferno. C'è chi ama, condivide, edifica, e c'è chi odia, accumula, distrugge. E il purgatorio, giusta intuizione, corrisponde all'occasione del cambiamento. Però non è un posto, è un cammino. La novità post mortem sarà che la vita che scegli è infinita e potrai sperimentare tutte le cose belle o tutte le cose brutte, con la possibilità personale di lasciare l'inferno, che non è altro che una vita in merda. E non è che se sei maratona dovrai giocare sempre a pallone, o te ne starai in una perenne estasi contemplativa dove ti vengono i crampi alla faccia. Sarà come questa vita, ma infinitamente più vitale. A proposito di estasi, ne parliamo la prossima volta.